quasi le 10 e siamo partiti alla volta dell'Emilia Romagna da Ancona. Partiamo da Forlì, visita l'Electrolux e ci vediamo a Forlì. Ciao, io sono Guidelisa, sono operaia in Electrolux, delegata in Electrolux per la FIOM. Abbiamo appena da poco concluso un'avvertenza lunga e faticosa e si continua a lavorare e vediamo dove andremo. Insomma. Dal 2008 che abbiamo iniziato della cassa integrazione e però l'anno scorso nel 2013, verso la fine di ottobre, che l'azienda ci chiama e dice che metteranno sotto investigazione tutti e 4 gli stabilimenti italiani, quindi abbiamo Porcia, Solaro, Sussegana e Forlì per 6 mesi. In questi 6 mesi loro valuteranno cosa fare degli stabilimenti italiani. Partono le lotte, gli operai si iniziano con gli scioperi, si inizia ad andare in strada fino a che arriviamo all'inizio alla metà gennaio, che l'azienda ci riconvoca in un coordinamento su Amestre e ci informa che Porcia rischia di chiudere, sono più di 1000 persone anche lì e quindi si inizia, e anche tutti gli altri stabilimenti comunque verranno rivalutati e quant'altro. Si inizia la lotta, si inasprisce. Iniziamo con il presidio 24 ore al giorno davanti a una fabbrica e lì si vede proprio l'aiuto della città, i cittadini che vengono coinvolti, ci portano da mangiare, ci portano da bere, ci portano solidarietà, ci portano un sorriso, ci portano una stretta di mano, vengono tutti, dagli studenti all'anziano, alla mamma di famiglia, coi bambini. Ci ha dato forza questo, sicuramente ci ha dato forza, perché siamo riusciti anche noi, operai, delegati, a far capire alle persone che non era un problema solo nostro. Sono Lucrezia, ho 20 anni e sono dell'Unione degli Universitari di Forlì. Ritenevamo comunque fondamentale portare la nostra solidarietà e il nostro aiuto, la nostra partecipazione ad una lotta così importante, anche per far capire che gli studenti di Forlì, sebbene siano per la maggior parte fuori sede, comunque capiscono e si integrano con la città stessa. Forlì, nonostante non fosse lo stabilimento che doveva chiudere, diciamo, era quello che ha mosso più persone. Come gli altri stabilimenti abbiamo bloccato i camion e non abbiamo mollato. Noi abbiamo detto che bloccavamo i camion e non abbiamo mollato. Avevamo deciso che ne facciamo uscire 12 al giorno. E 12 era. A noi non interessava se erano pieni, vuoti, non era un nostro problema. 12 erano. Fermare i camion, fermare la produzione, facevamo danno. Facevamo scioperi a scacchiera. Noi dalle 6 del mattino, con un'ora di sciopero a persona, dalle 6 del mattino bloccavamo l'azienda fino alle 10 di sera. Ora la notte fra il 13 e il 12 e il 13 maggio. Siamo a Roma e si firma l'accordo. L'azienda dice bene, non tocco le paghe, non chiudo Porcia, ci sono dei piani industriali per ogni stabilimento e questo fino al 2017. Poi si vedrà. Diciamo che in questo momento quello che mi fa più paura non è quello che succede in Electrolux, ma quello che succede al di fuori di Electrolux, perché è veramente complicato. Il mio problema è quello che cerco sempre di far arrivare agli operai, che se si va avanti con quello che sta facendo il governo, nel 2017 è più complicato. Voi siete un gruppo sulla scena ormai da 20 anni, se non sbaglio. Come avete visto cambiare in questi 20 anni, diciamo, l'Italia attraverso i cambiamenti che avete visto nelle piazze, nei movimenti? In questi 20 anni abbiamo visto avvicendarsi generazioni che avevano sicuramente un rapporto con lo stare assieme, con il vivere da cittadini, da studenti, da lavoratori diverso rispetto a quello delle generazioni che si sono avvicendate. Era un mondo in cui comunque l'impostazione e la struttura del partito era un elemento ancora molto importante, fondante e che spingeva tutti a dare il meglio di sé, sia a livello di volontariato che a livello di idee, di progetti e quant'altro. Nel momento di maggior bisogno c'è bisogno della forza di tutti, il singolo al servizio di un qualcosa di più grosso, perché altrimenti diventa veramente dura. Quindi è un mondo che è cambiato, che si è evoluto per molte cose in
qualcosa di positivo, perché ci sono sicuramente molte più opportunità rispetto al passato, diventa sempre tutto più veloce, forse siamo noi forse che diventiamo più lenti invecchiando, però mi sembra che diventi sempre tutto più veloce, però è anche vero che di contrappasso queste opportunità ai giovani non viene data forse l'occasione di poterle sfruttare appieno o di sfruttarle proprio del tutto. Secondo me Il Presidente è una canzone che potrebbe essere stata scritta ieri, al di là che la nostra percezione del tempo è diversa dalla vostra, quindi effettivamente a me sembra ieri il 2004, perché quella canzone parla di quello che alla fine forse semplicemente Berlusconi ha saputo interpretare al meglio, di avere l'uomo forte, il leader, colui che a prescindere da tutto ti risolve i guai o magari poi un domani può essere incolpato di tutti i tuoi guai. E oggi ci ritroviamo davvero a fare i conti con tanti presidenti che in qualche maniera anche noi abbiamo legittimato. Il risultato, guardando a sinistra, è evidente quale sia. Lui è stato molto ottimista, ha detto Berlusconi interpretato al meglio. Ci può essere ancora di meglio. Sì, ci può effetti, essere ancora di meglio. sì. Di presidenti così ce ne sono stati. E poi diciamo anche che in giro per il mondo ce n'è ancora tantissimo. Quindi se riduciamo tutto al nostro orticello, allora magari abbiamo come punto di riferimento Berlusconi, ma nel mondo di Berlusconi ce n'è a iosa, purtroppo il mondo va male anche per questo. Questa cosa del fatto che il Presidente possa essere stata scritta ieri, come ahimè tante altre canzoni che ci ritroviamo a cantare quando saliamo sul palco, io la vedo come una piccola sconfitta. Sono tante piccole sconfitte di questa nostra società che in tutti questi anni non è riuscita a cambiare assolutamente nulla, ma forse non si è fatto davvero niente per andare a fare in modo che noi si possa scrivere qualcos'altro, qualche altra canzone e raccontare qualcos'altro. Invece siamo ancora lì a raccontare queste cose, a cantare queste cose. A noi piacerebbe arrivare a cantare soltanto di quanto è bello andare in bicicletta la domenica mattina per i colli bolognesi, però purtroppo ci sono ancora tante di queste cose da raccontare e quindi andiamo avanti.